Ok. Buonasera a tutti e grazie di essere qui, numerosi e interessati. Grazie anche per l'attesa. Io sono Antonella Camarda, la direttrice del Museo Nivola, e sono qui soltanto per salutarvi e ringraziarvi della vostra presenza e ringraziare Marco De Logu, che quest'anno porta Photo Solstice qui in Barbagia. Siamo a Orani, nel centro della Sardegna, nel cuore della Sardegna. Le altre edizioni di Photo Solstice si sono svolte all'Asinara, un'isola. Qualcuno potrebbe anche dire che la Barbagia in qualche modo è un'isola. Io potrei anche dirlo, ma se consideriamo cos'è un'isola? Beh, un'isola non è un'entità a sé, non è un'entità che non dialoga con ciò che ha intorno. È un luogo fisico, un luogo mentale in cui chiunque può arrivare da qualunque direzione a 360 gradi, basta che ci sia un approdo che può essere piccolo, grande, un porto, una piccola cala, un approdo che può essere periglioso oppure calmo. Ci piace pensare che il Museo Nivola sia un approdo calmo, un approdo in cui si arriva per discutere, per parlare, per confrontarsi e per stare insieme. Accettiamo, accogliamo, vediamo tutto quello che può venire dall'esterno. Non è una Barbagia chiusa, non è una Barbagia stereotipata in cui le persone non comunicano, in cui c'è una cultura che proviene, non so, da un passato ancestrale che non riconosciamo come nostro. È un luogo dove si fa contemporaneo, dove ci si confronta e dove ci si incontra. Quindi veramente la farei molto, molto breve. Ringrazierei Marco, ringrazierei Elisa Medde che arriva da Amsterdam ma ritorna in Sardegna con noi. Ringrazio Tim Davis per essere qui e per portarci insomma la sua testimonianza e la sua lezione artistica. Ringrazio Nicoletta che lo traduce e ci traduce rendendo intellegibile, rendendo comprensibile questo dialogo. Tutto lo staff del museo che è sempre disponibile ad accogliere tutti noi, e voi che rendete significativo e significante questo incontro e ogni incontro ogni giorno. Quindi grazie a tutti e la faccio veramente breve e passo la parola a Marco e vi auguro una serata bellissima. Grazie. Grazie mille ad Antonella Camarda, grazie al Museo Nivola, un posto fantastico, tra l'altro legato anche sentimentalmente a tutta una parte di storia della mia famiglia e quindi ancora più forte per quanto mi riguarda stare in questo posto. Grazie a Elisa, a Tim e a Nicoletta che sono con me sul palco, e il ringraziamento straordinario è alla Fondazione di Sardegna che per il terzo anno ci consente di fare Photo Solstice. Sarò brevissimo anch'io perché non vedo l'ora di vedere la presentazione di Tim. Tim l'ho incontrato per la prima volta a Roma quando lui era fellow all'American Academy. No, forse Lisa, she was fellow. He was fellow, ok. And ho incontrato Tim e Lisa e da lì c'è stata sicuramente una passione. E poi ho visto Tim fare una lezione al Palazzo delle Esposizioni dove l'avevo invitato. Sapevo benissimo della sua attività di professore al Bard College, una università molto prestigiosa e sicuramente adesso al numero uno per l'insegnamento della fotografia insieme a Steven Shore, Gilles Perez, eccetera. E nel 2013 gli ho dato l'incarico di fare la Commissione Roma, quel lavoro da cui poi ha preso spunto la Commissione Sardegna. Cioè, Commissione Roma sono state 20 fotografi che in totale libertà hanno fatto un ritratto della città e quella di Tim si chiamò Quinto Quarto. È una espressione, cioè un modo della cucina romana per recuperare anche non solo i 4/4 del bovino ma anche il quinto, cioè tutti gli scarti, e quindi la cucina romana, l'interiore, da quel punto di vista Tim lo traduceva in fotografia. C'è una cosa che mi piace molto di essere qui, al di là della bellezza del posto, dell'ora, mi scuso per il ritardo ma sono giornate intensissime, ed è il fatto di
cercare il più possibile di unire tutto quello che si fa per la contemporaneità della cultura, in questo caso la cultura visiva, in Sardegna, e specie in un momento in cui finisce l'estate, quindi inizia una stagione lunga, alle volte un po' troppo lunga, alle volte un po' buia per alcuni aspetti, e quindi appena ho visto che il Museo Nivola aveva ottenuto un finanziamento per le residenze di 3 fotografi, ho immediatamente lavorato con Franco Carta a ottimizzare i tempi e a fare in modo di incrociare le esperienze, cioè Foto Solstice a Gavoi, che è a 16 km, 20 km non più o meno, e fare una serata qui era ottima, anche perché c'era un altro incrocio, Vittorio Mortarotti, che qui aveva partecipato a un'edizione di Foto Solstice, e poi c'era il viaggio in America di Nivola, il viaggio di Tim in Italia, c'erano un sacco di cose che dovevano assolutamente incrociarsi, e questo mi fa un piacere grandissimo. Domani, come saprete, saremo al MAN con Alessandro Sciarroni, cioè saremo a Nuoro insieme al MAN con Alessandro Sciarroni e poi con Olivo Barbieri, che è un altro fotografo che è qui stasera e che sta facendo un lavoro sui dolmen a partire da un suo lavoro dell'85. Saluto anche Pino Musi, che è il terzo che insieme a me a Tim fa i workshop. E rispetto al libro di Tim devo dire che tutti i fotografi del Bard io li seguo in modo particolare, non ossessivamente, ma li seguo sempre, insomma. Mi piace molto una cosa che dice Steven Shore, e che invece detesto in molti fotografi che fanno il contrario, cioè che è quella di rimanere se stessi, ma cambiare molto le esperienze, il linguaggio, cambiare il punto di vista, cambiare i lavori che si fanno, non diventare ossessivi soltanto in un certo tipo di fotografia, però questo è molto difficile, in quel caso rimanere se stessi. Io conosco il lavoro di Tim conosco tutti i suoi libri, l'ho sentito raccontare il suo lavoro, l'ho visto in azione, e posso dire che anche questo libro, che è un libro molto importante per il cammino di Tim, dove lui ha lavorato tantissimo, ha speso mesi, ha speso energie. Ci sono una serie di foto che mi piacciono moltissimo, ma in tutte le foto riconosco Tim, anche se sicuramente lui in più di un'occasione ha cambiato linguaggio anche in questo lavoro, ma sicuramente la riconoscenza è anche un segno di una grande identità fotografica. Questa è la cosa che più mi ha colpito in questo libro, al di là dell'oggetto libro in sé. Penso che, insomma, l'ho ripetuto milioni di volte ed è un po' una banalità, però che una fotografia è una fotografia, una mostra è una mostra, è un libro è un libro. Questo libro qui è riuscitissimo, non so, mi piacerà vedere la mostra prima o poi e spero che sarà riuscitissima come il libro. Penso che per il momento farei iniziare proprio con l'inizio del buio la presentazione di Tim, quindi il mio ritardo è anche servito per una questione di timing rispetto alla presentazione. Grazie mille, grazie a Tim, grazie a Nicoletta. Do la parola a Elisa e poi sentiremo Tim. Grazie mille, grazie. So. Do you think I should set this up first? She has to speak. Yeah. Okay. I will introduce your presentation to the public. Yeah. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti, e un grazie speciale a Antonella Camarda e Giangavino Pazzola che hanno fatto in modo che io sia qui stasera. È un grandissimo piacere, sono anche abbastanza emozionata perché poi per me è anche tornare a casa. Io sono di base ad Amsterdam, ma sono nuorese, e quindi venire qui insomma, è sempre una grande emozione. Allora, stasera ci faremo una bella chiacchierata con Tim sul suo nuovo libro e il suo lavoro, e la serata inizierà con una presentazione di immagini sullo schermo, e poi continueremo a parlare. Buona visione. Okay. Sì, certo. Grazie mille a tutto chi è arrivato qui, gli studenti. È tutto fantastico.
Allora, sono fotografo. No. So you need a microphone. You have one. Okay. So allora, we have these students here now. Abbiamo studenti qui adesso. Can you hear her? Mi sentite? Ok. And they are doing this impossible job of trying to make a project very quickly here in Sardinia. Sì. Dice che è stato un po' impossibile fare questo lavoro in breve tempo qui in Sardegna. And I am not a photographer that, as Marco indicated, has a single vision of the world, a monolithic vision. Esatto, come Marco ha detto, io non sono un fotografo che ha una visione monolitica della realtà. I've always created problems Sono uno che crea problemi that I have to solve. che poi devo anche risolvere. So I thought I would start with this project here, which is called Sunset Strips. Ok, quindi adesso inizierò a parlare di questo progetto qui che si chiama Sunset Strips. So this was a project that was kind of a failure. Sì, questo progetto all'inizio è stato una sorta di fallimento. Now it's a good idea. It's a very good idea, and it's so good. It's the kind of idea I call art school gold. Esatto, questa è una gran bella idea e questa è un'idea fondamentale proprio che trasmetterei anche nelle scuole. That's a great translation. So what they are pictures of malls, strip malls of centri commerciali at sunset. Ok, queste sono delle foto di alcuni centri commerciali, come lui ha detto, al tramonto, And they're made from an elevated perspective. visti da una prospettiva molto alta. So this way you get to take a picture of a sunset. I know you all like to take a picture of the sunset. Sì, so che tutti avete fatto sicuramente delle foto al tramonto, But taking a picture of the sunset is stupid. No one should do it. no, ma fare delle foto al tramonto è una cosa stupida. Terrible idea. If you want to photograph the sunset, you should always turn 180 degrees the other way because the beautiful light is lighting something in the world. You know, it's hard to photograph the sunset, right? Because everything's dark, underexposed. Ok, quindi se volete fare delle foto al tramonto vi dovete spostare almeno di 180 gradi perché dovete seguire la luce, quindi il mondo intanto gira e quindi dovete seguire la luce. So I figured out a way to do it and have it be okay. I thought if I put something ugly in the foreground, then I can make a picture of the sunset. Per cui ho trovato come fare. Se metto qualcosa di molto interessante sullo sfondo, posso fare la foto. Di brutto, scusatemi. Di brutto. Ugly, scusatemi, ho capito. Sullo sfondo, scusate. So, you know, I mean, when I was in Rome, I was very drawn to areas like this. I couldn't photograph in the center of the ancient city, and instead I went to the periferia, and I found this, right? This is not Rome. This is near where I live in New York. Ok, chiaramente quando ero a Roma era difficile anche trovare luoghi così. Questo comunque è uno scatto che ho fatto a New York, non è Roma. But everyone out there that's a photographer knows this problem. You make one good one, and then you think, I'll make more like that. Ma lo dico perché fotografo, fate uno scatto e dici, ma questo è bello, però posso fare anche più di questo. Now, I did make more like that, but it was very difficult. Ho fatto anche questo scatto, che era anche un po' più difficile. This is in Wyoming, and you can see it's in the same place where Timothy O'Sullivan famously photographed in the 1870s. Ok, questa era una foto che ho fatto nello Wyoming negli anni 70. 1870s? Yeah. È lo stesso posto Dove lui ha fatto la foto. dove Tim O'Sullivan aveva fotografato dei luoghi Ok. specifici nel 1870. 70, ok. But there is a problem with the sunset. C'è un problema col tramonto. Now, where does the sunset happen? Which direction? Dove nasce il tramonto? In quale direzione? No. Non è vero. Not always. Non sempre. Sometimes the sun, the color
happens in the east or the north. There needs to be clouds for there to be a sunset, a Ok. good sunset. A volte nasce ad est, a volte nasce a nord, ma bisogna un po' seguire i colori e le nuvole, sì. So I would spend all day driving around these kind of places in the mall, looking for a place I could climb up that faced the west. Quindi ho guidato tutto il giorno per cercare anche dei centri commerciali, per avere, diciamo, uno sfondo e seguire poi questa linea. And many times the sunset wouldn't happen. There would be the clouds would be too low, or it just wouldn't happen. The stupid sun would just go down without any proper sunset. Però non si verificava mai effettivamente un tramonto sempre, quindi a volte inseguivo le nuvole, ma non arrivavo mai a fotografare un tramonto, questo stupido tramonto non si presentava. Now, if you know my work, if you've followed my work at all, I'm always excited about an idea. So I will take an idea and run with it for a year or 2 years only to go, there's nothing. Ok, dice, quindi quando come fotografo perseguo un'idea, vado avanti, porto avanti questa idea per 2-3 anni fino a quando non raggiungo appunto lo scopo dell'idea stessa. But this one was too much. And one day my wife, here's my wife, the painter Lisa Sanditz. E questa, allora, un giorno tutto finì perché mia moglie, lei è appunto una pittrice, Lisa Sanditz, sì. She said to me one day, she called me, I was in a terrible hotel, no sunset today. And she said, you have to do something that will make you happy. Allora, un giorno mi chiama, io ero abbastanza giù perché avevo trascorso tutto il giorno in questo hotel terribile, e mi dice, devi fare qualcosa che ti faccia felice. By the way, this is one of her paintings she did before I even started this project. I did sort of steal the whole idea from her anyway. Maybe that's why she said that. But Ho anche rubato l'idea a mia moglie comunque. so I thought about something important, and I think this is I may not be a very wise man, but one of the most important things I've learned in life is that you do something that makes you feel good, that makes your body feel good. Non sono l'uomo più saggio del mondo, però penso che nella vita occorra fare ciò che ti fa sentire veramente bene, ciò che fa sentire bene il tuo corpo. And I thought about which photographer had the best life, and I decided it was William Eggleston. Quindi ho pensato chi potesse avere la vita migliore, e ho trovato che appunto la vita migliore ce l'aveva Augustin. William Eggleston. He was walking on foot all the time. I was driving, and I have a huge camera and a giant tripod all these years. Quindi io viaggiavo continuamente con la macchina, e avevo questo treppiede e la fotocamera, andavo in giro, insomma, e lui camminava a piedi. So I decided that I would do something similar to him, that I needed to be on foot. E quindi ho deciso che avrei fatto qualcosa come quella che faceva lui, che avrei fatto come aveva fatto lui, andare a piedi, And have a small camera. avere una piccola macchina fotografica. And then I decided to go somewhere that feels like it feels here, which is Los Angeles. It's the same climate, E andare in giro in posti un po' come questo, qui siamo un po' come a Los Angeles. When I went to Los Angeles, I decided to do everything differently than I had done before. Ok, quando sono arrivato a Los Angeles ho deciso che avrei fatto tutto in modo diverso rispetto a come avevo fatto in quel momento. And I thought I would have a much more open-ended project, not such a limited idea. Sì, quindi aprirmi di più a progetti e non soffermarmi su un'idea limitata. And I thought I would do something, physically different. I would make my pictures vertical. They had always mostly been horizontal. Sì, fare qualcosa anche di fisicamente diverso. In genere facevo delle foto in modo orizzontale e invece farle in modo And I would verticale. switch to a digital camera, which... E mi sono convertito a una fotocamera digitale. So on Christmas Day, I went for a walk with my sister-in-law.
Così un giorno di Natale sono uscito per una passeggiata con mia cognata, who's like somewhere between Gina Lollobrigida and like Dorothy Parker. che è una figura un po' a cavallo fra Gina Lollobrigida e Dorothy Parker. And we were out photographing, and I saw this. This picture is not in the book, but I saw this scene, and I could see through this house, and I was talking to her about the picture, and she said to me, "Oh, I'm looking through you." Ok, quindi siamo andati a fare questa passeggiata, non è, la foto che vi ho mostrato non è nel libro, però lei a un certo punto mi ha detto ti sto guardando attraverso te. And so that became a kind of mantra. E questo è diventato una sorta di mantra, And I wasn't exactly sure what it meant. anche se non sapevo Yeah. esattamente cosa significasse. But it started about a year-long project of photographing every day in Los Angeles, all day on foot, walking maybe 30, 40 kilometers a day. Quindi è iniziato il progetto così, che io camminavo per Los Angeles per 30-40 chilometri al giorno senza una meta. This is not a city that people walk in. E non è una città in cui la gente va a piedi. So I felt like a kind of explorer, like Cristoforo Colombo. Mi sentivo un esploratore, un po' il Cristoforo Colombo della situazione, insomma. And I found myself finding this feeling of freedom that all my life I had been very constricted and very, I still worked a lot, but I was very constricted intellectually, and I was really making work for a gallery, I think. Ok, fino a quel momento mi sentivo quasi un po' costretto da un punto di vista intellettuale, invece proprio a Los Angeles ho trovato anche questa libertà che cercavo. And suddenly, you know, I was I was 46 or 47 years old, and suddenly I was like a child. Pur avendo 46 o 47 anni mi sono ritrovato a sentirmi come un bambino. The way that a child you can give a child all the toys in the world, but really they just need a rock and a stick. Sì, puoi dare al bambino i giocattoli più belli del mondo, però il bambino in effetti ha bisogno di una pietra e di un bastone. And I had this discipline, this intense discipline from many years of working with this big camera. Quindi ho avuto anche delle soddisfazioni lavorando con questa macchina fotografica. And so many people when they start using a digital camera, their work starts to look very lazy. Sì, quando in genere si comincia a utilizzare la macchina fotografica digitale, le persone iniziano a diventare anche un po' pigre. I didn't have that problem at all. Ma io non ho mai avuto questo problema. And over the time, I would walk and walk and walk and walk. And just as today I walked about 15 or 16 kilometers in Mamoyada. E quindi in quel periodo camminavo e camminavo, proprio come ho fatto oggi, che ho camminato 15-16 chilometri a Mamoyada. And I found myself in a very different emotional world. That my work had always had humor and it had provocation, but suddenly I found myself in a more mature emotional place. Mi sono così ritrovato a concepire il mio lavoro in un modo molto più maturo e anche il mio mondo incominciava a essere emotivamente più maturo. So that's the book, and the book is passing around. The book took 3 years to make. Quindi mi ci sono voluti 3 anni per poter realizzare questo libro. Ed ecco com'è nato il libro. I really wanted it to be like a Bible. Per me è come se fosse una Bibbia. The Tim Davis Bible. La Bibbia di Tim Davis. So in America, we have in every motel room there's a Bible, the Gideon Bible. Sì. So I'm trying to get this book in every motel. Così come ci sono le Bibbie in ogni motel, insomma, negli Stati Uniti, vorrei che questo fosse la Bibbia da mettere, insomma, sul comodino. So do you want to
I mean, I have a whole thing with songs and music, but maybe that's a little much for Maybe we right can now. do that later. Yeah, Yeah. yeah. Can I ask you some? Yeah, let's Scusate. No, talk. perché lui ha iniziato facendo anche un po' di musica e illustrando adesso le foto, il progetto, insomma. Sì, dicevo, magari possiamo tenere la musica un pochino anche per dopo e possiamo proseguire con qualche domanda. We can take music for after, Sì, then sì, we go on certo, with Sì? some certo. questions. Ok. Come diceva Tim, il libro sta circolando adesso tra di voi, tra il pubblico, è una copia qua in mano. Il libro è stato appena pubblicato da Aperture, quindi non si trova ancora nei negozi, si può ordinare online, però è là fuori. Ed è questo oggetto fantastico. Io sono una grande amante della carta, come magari sapete, e c'è questo fantastico shimmery. Il brilluccichio bellissimo dei colori nella costa. E vorrei proprio partire dall'oggetto, poi ci ricolleghiamo a quello che è la storia, a Los Angeles e tutto il resto, perché ho avuto la fortuna di vedere questo libro in PDF qualche giorno fa, prima di vedere l'oggetto, e una cosa che ho pensato, come spesso succede nel tuo lavoro, a me questo sembra un progetto fatto per un libro. Per assurdo posso avere un po' di difficoltà a immaginarlo come una mostra. Funziona tantissimo come un libro proprio per quella sensazione biblica, in qualche modo, che dicevi, è una storia. Tu lo descrivi a un certo punto come se questo libro avesse un altro titolo sarebbe Le vite dei santi. E quindi volevo chiederti quanto importante è stato per te il processo di editing di questo libro, mettere insieme queste immagini per raccontare queste storie che poi in realtà parlano anche di te, no? Perché è sempre il tuo sguardo attraverso le cose. È come se ci puoi raccontare qualcosa sul processo, insomma. I agree. There is about to be a show in Los Angeles, but it's very complicated. And I think photographs are unnatural on a wall. It's difficult to take a photograph and, okay, when you make a painting, when my wife makes a painting and then it goes on a museum wall, it just goes, she's done with it, and that thing is an object and it goes on a wall. Secondo me, appunto, le foto su un muro sono molto innaturali. Per un pittore magari è diverso, vedo mia moglie, però per la foto non è la stessa cosa. When you make a photograph, well, first of all, it's just latent inside the camera. Quando fai una fotografia, quando fai una foto, all'inizio la foto è latente all'interno della camera, della fotocamera. And then you have to turn it into furniture. E poi la devi trasformare in un oggetto di mobilio. And this costs lots of money for everyone. E questo costa moltissimo per tutti. And maybe we make that money back and maybe we don't. E così poi dobbiamo chiedere soldi indietro e forse no. But I am trying to make these into beautiful objects the way the book is a beautiful object. But I agree that I saw this from the beginning as a book. Ma sono d'accordo sul fatto che io ho visto questo progetto dall'inizio come un libro. And I didn't want it to be a big, giant book that sits there on your coffee table like some uncle that you don't want visiting. E non voglio che diventi un libro da tenere su un tavolino da bar, così da tenere come un cimelio su un comodino, su un tavolino da bar. I wanted it to be like a beautiful poetry book that you keep in your handbag. Ma vorrei che diventasse quasi un libro di poesie da tenere nella vostra borsa. O la Bibbia che leggi prima di andare a dormire. O the Bible you read before going to bed. Exactly. No, io continuerei su questo filone biblico perché lo trovo molto affascinante. In qualche modo ci sono molti rimandi, no? Tu parli delle vite dei santi in una città che si chiama Los Angeles, la città degli angeli. Leggendo anche il testo all'interno del libro c'è un non so che di catarsi, c'è questo processo anche molto intenso da un punto di vista emotivo, no? Che traspare dalle immagini.
E tu fotografi le persone, fotografi i santi nella miserabilità della vita quotidiana. C'è un qualcosa di molto statuario in questi ritratti che tu hai fatto, eppure sono momenti drammatici molto spesso, oppure momenti qualunque, i momenti non decisivi la maggior parte delle volte. Eppure si crea un concerto, no? E in questo senso mi viene da dire sì, le immagini funzionano tantissimo come singole, ma poi è quella grammatica della sequenza che ti trasporta in un altro mondo un po', no? In un'altra dimensione. E quindi mi chiedevo, questa idea di santità della gente di Los Angeles, della gente per strada, delle vite degli altri, in qualche modo tu ti sei trasformato in questo occhio gigante che osserva e prende dei momenti. Com'è stato da vivere e poi da trasportare in sequenza? Una lunga domanda. In the book, I describe myself as a medieval photographer. Sì, nel mio lavoro mi descrivo come un fotografo medievale. And by that I meant that I don't think that my pictures are realistic. E io non penso che le mie foto siano realistiche, I don't mean that they're not real things in the world, non penso che ci siano degli oggetti reali nel mondo, but I don't think the pictures feel realistic the same way that a Fra Angelico doesn't feel realistic. e non penso che una foto sia realistica come il Beato Angelico rappresenti i suoi quadri, insomma. Not to compare myself. Non voglio neanche paragonarmi. Or a Giotto. Uno scherzo. But if you look at pictures of people, Ma se guardate alle foto delle persone, the idea that a picture represents a person to me is absurd. but the idea that people represent That it represents the person, a person, is an absurdity. Sì, l'idea di rappresentare una persona è un assurdo. So, you know when someone takes a terrible picture of you and you look horrible? Avete presente quando vi fate una foto e voi sembrate orribili? Well, is that you? Siete voi? No, it's not you. Well, but it's you, but from 125th of a second, from one vantage point. Sì, sei tu, ma soltanto in quella milionesima parte di secondo. So, I've been thinking about saints. I noticed that I started to see the people as saints and not as an individual, but as a kind of vessel for an emotional state. Sì, quindi ho cominciato a guardare a queste persone come dei santi, come se fossero dei vessilli della quotidianità, emotivamente parlando. Now, this is a complicated problem politically right now. The nature of photographic representation is being debated in terms of politics right now. Ma questo argomento in questo momento soprattutto è oggetto di discussione politica, di dibattito politico, proprio adesso. So if anyone wants to hit me after the show, you can punch me in Se the volete face. picchiare dopo però, dopo il talk, dopo questo momento. But everywhere I went, I felt that I met these kind of holy figures. Sì, ma dovunque sono andato ho sempre avuto l'impressione di aver incontrato delle figure sante. È stata una redenzione? It was a redemption. I think photography is extremely redemptive. Yes, I think that it's a constantly saying yes. Yes. Credo che la fotografia sia una costante redenzione perché ti obbliga a dire un sì continuo. E in qualche modo credo anche a reinventarti ed evolvere. Una cosa che mi viene immediata da pensare è se mai un lavoro come questo sarebbe potuto succedere se tu non avessi sperimentato il fallimento. E il potere creativo anche del fallimento, no? Quando una cosa non funziona ti permette poi di
costringerti in qualche modo a cambiare strada? Part of my life now is I feel like an evangelist for photography. Mi sento come un evangelista della fotografia. The critical atmosphere around photography is extremely negative. L'atmosfera che si crea attorno alla fotografia creativa poi è estremamente negativa. And I feel like it's a form that gives everyone connections to the world. Right now, a shepherd in Botswana is photographing his sheep with his phone out of love. Quindi credo che comunque la fotografia crei delle connessioni. Per esempio un pastore in Botswana fotografa le sue pecore e comunque attraverso queste immagini passa anche un messaggio d'amore, ecco, che lui ha verso questi animali. And I believe that photography is, because it is so positive, to me, let me start over. The camera is like a dog. Ecco, la macchina fotografica è come un cane And the world is like a tennis ball. e quindi il mondo è come? Sorry? Palle de tennis. Una tennis ball, ok, una palla da tennis, ok? Sì. Translate that one. And it loves everything. It loves everything that as long as there's enough light. And so, you know, I think that there can be a lot of negativity in the photographs Penso anche che ci siano anche delle negatività nelle foto and a lot of pain, e anche molta sofferenza. and still we desire the photograph. Eppure ancora desideriamo fare fotografie. È molto toccante anche per un'atea come me. It's also very touching for another. E mi chiedo se... E scusate, una cosa che sto formulando proprio in questo momento. Una cosa che mi chiedo è che tu hai creato un ritratto di Los Angeles, che è una delle città considerate più glamorous, più glamour, no? La città della moda, della ricchezza, dei VIP, delle stelle di Hollywood. Hai creato un ritratto molto agrodolce, molto vero, molto complicato per il tipo di estetica che hai usato anche nel rendere le immagini. C'è un passaggio nel testo che hai scritto per il libro in cui in quel momento stai parlando dell'idea del fotografo medievale, no? E ti descrivi come, dici una frase, I carve the pictures, cioè che tradotto è le scolpisco. Non le faccio le fotografie, le scolpisco, le creo in qualche modo. E quindi c'è questa idea della statuaria che in realtà crea molta eleganza nei soggetti, ma è un'eleganza dolorosa. E quello che mi colpisce tanto di questo lavoro, e sarò curiosa di vederlo poi tradotto in mostra, è come un oggetto anche molto allegro e divertente, così cangiante, molto, molto immediato in superficie, parli molto della superficie, in realtà abbia poi una lettura molto più profonda, che è anche una lettura molto più dolorosa. E quindi forse per concludere questo mi chiedo anche quanto dolore ci sia in tutto questo, oltre questa superficie cangiante. This is such a beautiful place that you live in. Vivete in un posto talmente bello, molto And bello. part of what makes living in a place that feels so good, where the air feels this good, E quindi vivere in un posto in cui si sta bene, con un'aria in cui stai bene, che ti fa stare is that bene. you can suffer a lot and still remain happy. Puoi anche soffrire moltissimo, ma comunque rimani felice. And there's an incredible amount of suffering in Los Angeles. It is not a place anyone should actually live. C'è molta sofferenza a Los Angeles, non è sicuramente un posto in cui ognuno di noi vorrebbe vivere, ecco, desidererebbe vivere. There is incredible inequality. Ci sono delle disuguaglianze insormontabili, incredibili.
it's an environmental disaster. C'è un disastro ambientale. There's what I call a plague of body image problems. C'è anche il problema, una piaga proprio dell'immagine del corpo. And yet people are happy E le persone sono comunque felici because it feels good to be there. perché stanno bene a vivere lì, si sentono bene vivendo lì. And I mean, I just don't think that we can have art without pleasure and pain at the same time. Quindi le due, diciamo, non si può non vivere senza il piacere e il dolore allo stesso momento, allo stesso tempo. Che poi è un po' quello che anima tutta l'arte medievale in qualche modo, no? It is somewhat that animate the Esatto. Io credo che questa idea di poter essere felici attraverso il dolore sia un'immagine eccezionale, non ne potrei immaginare io una migliore per proseguire la presentazione con la seconda parte della tua presentazione. Okay. Yeah. You mean I should sing? Please do so. Um, If you wish. Well, so but maybe it's too much. Un po' troppo. We have to set it all up with the microphones and all that. Okay. So maybe we could skip it. But one thing that did happen is that when you're out photographing all day long, you're not always taking a picture. Ci sono delle volte in Let's cui try. fotografi per tutto il giorno e non fai un solo scatto There's a lot of time in between. e c'è molta vita fra i due momenti. And so I'm a songwriter, and I started to write songs kind of based on what I saw. Quindi sono un cantautore e ho iniziato anche a scrivere canzoni in questo nel frattempo. So I have here. Let's see if it'll work. Ho anche un lavoro. No, maybe it's not going to work. Okay, that's fine. I have these voice memos of me starting to write the song, but Ho alcune registrazioni di quando ho iniziato a Let me comporre keep it on canzoni. this one. So just for the technicians, Yeah. would you wish to play? Yeah, let's do Yeah? it. Ok, Yeah. vuole suonare, quindi ci spostiamo. If we can have a song, we should have a song. Right? So one. See this one. It is people photographing each other all the time, right? So I made a song about that. I should tune this sucker. Sa, Let's tune this e ho up. fatto una canzone su questo. It's really out of tune. Yeah, 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 yeah. Someday they'll invent a guitar that you don't have to do this to. Dovrebbero inventare una We can put chitarra a che man non ha on the moon, but bisogno. we can't make a guitar that doesn't go out of tune. Mettono un uomo sulla luna e non riescono a fare una chitarra che si intona da sola. How's that sound? Can you hear that? Ooh. It's raining reflectors down on Sunset Boulevard, and the sea stands do knee bends in the dark, and the models suck on bottles of the finest light on earth, while flashes spark. Let's take a picture of a waterfall in the basement of a Korean mall,
Let's tell our friends, gotta take another call. Producers make excuses down on Sunset Boulevard, and the clients get defiant in Van Nuys. Hair and makeup, gotta break up just to keep the smile on. You can see it in their eyes. Let's take a picture of a waterfall, waterfall, in the basement of a Korean mall. Let's tell our friends, we gotta take another call. La 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 la. La 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 la. La 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 la. And let's take a picture of your smiling face, smiling face. Put a filter on it just in case a shadow of doubt should leak across your grave. La 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 la. La la yeah, yeah, la 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 la. And let's take a picture. Thank you. Tim Davis. Thank you. Hello. So what happens now? Well, we could. There's a proper musician here. We could move along and we could say thank you to everyone. And the book Grazie is a really. tutti. Potremmo dire grazie a tutti. You know, there's a lot more pictures. There's Questo è il libro. 155 pictures in Ho it. 150 foto da farvi vedere. A lot of them are pretty good. Alcune di queste sono anche abbastanza carine. Thank you for being here. Grazie per essere Grazie. stati qua. Grazie a Thank you. tutti, Thank you buonasera. to Marco, Flavio, Andrea, Chiara. And thank you. Grazie a te.
cigarety z Litvy. A ještě mi jich tu pár zbylo. Někde na předměstí v mlze paneláku. Divím se, jak rychle se ochladilo. Podél šedých zdí nesou se měkký kroky. Pravidelným rytmu měšťácký poslušnosti. Ve stejný čas celý roky. Beru almužnu všednosti za prahy malých temných místností. Kouřím a dívám se,
jak soukolí času rozemílá domy v prach. Síly a stáří a zlá tiše blíží se chodbami. Při vyčkávání na svůj neodvratný triumf zasévají v lidských srdcích strach. Slunce ještě nevychází a lidi už jdou spát. Jen televizní obrazovky šíří štěstí. Zbytek někde na předměstí. زمزمه‌های شنیده می شود. گویا نسیم از راه دور با خودش آورده است. ناشناخته، عجیب، موجودی ذره بینی، فراسوی دانش، بازی سیاست، برگشت به قرون وسطی،
دستانی پنهان است، خونریزی درونی، قرمز، ویرانگر، جنگی بی صدا، بیست بیست، نمایانگر بیسوادی بشر برخلاف تصور، سقوط، شمارش معکوس زندگی 19. به کجا چنین شتابان؟ بازگشت به ابتدا. کنون بین 4 دیوار نشستم تا صحنه زندگیم را بیان کنم. نمیتوانم باور کنم زبانم قادر به بیان نیست. ناشناختی عجیب و ذره‌بینی دانش بشر را به سؤال میبرد. آیا دستانی آلوده در کار است؟ گویا زمزمه‌هایی شنیده میشود. پشت پرده ها دستانی است. سیاستمداران سر در گریبانند. گفتارشان در میان بادها شنیده می شود. انگار قربانیان گوهرانی از جنس مردمند. این همهمه ها تا دورها شنیده می شود. ماه و خورشید هم برای ما سیاه پوشیدند. یادم نمی آید که در بند تولد بال پرواز مرا چیده باشند که کنون محکوم به قرنطینه‌ام، ولی پرواز را می دانم.
Se un battito in America, chi su munno viene ancora cussu che conosco il mese. Sa gente in New York City e in Washington DC passizzaia all'aria. Sa dies ancora al fredda, sa, di un hierro che vuoi cominciare a sicchecolare. Ma a sattero chirro di su munno, sa maladia, hai azzai cambiato, sa vita di secchi. Sos americanos non vi creian de primora, che questa non fu cosa de vago. Forse spensaiano che una pandemia zinese deve essere troppo debile per l'America manna. O forse non fu un'iscultanne. Ma sa maladia ha quitato a crescere il noghe puro e han serrato tutto. Gasi è scominciata il noghe e gasi da pubblicità teo. Sa scarrella schiena a macchina, sa longa, si può camminare, ma sa gente in giro su mattessi. Sa capitale americana tancata che a notte. E io mi sono muovito in sta città, che ad abbarrare frimmo non mi credo proprio. Ha puzzirato e ha zappato cosa nosa, che non sa conoscere a e pensanne a babbo e a mamma, a sorrese e fratelli mio, e a suo amici. Pensando a romposo che presiones e bidda stancata. Pensando a sos tribagliatori da chi non può tribagliare, a sos cantatori chi non può cantare. Custo, pensa io, 2 o 3 mesi fa, in sa capitale manna. Poi mi stessi da fuori da un'altra maladia. E gusta sprummanna e fa che per un male di una guerra. E sta americana e finza all'Europa e de un mondo in tre. Una maladia che scuda degli occhi solo con suo colore dei uomini. Posa trassa de suo socoso, de suo naso e de sua bocca. Posa figura dei uomini, solo che è diversa. My life matters. My voice matters. My voice matters. My life matters. My life matters. My voice matters. My voice matters. E questo è su male dell'America propria. Sa granghena de sa gente in sa capitale. In sa città del mondo. In sa tutta sa campagna. Non male male. Canta tutto su successo. Chi si chiede ad occhire che non ha ragione. Chi fa che dal punto non sa liberare. Questa volta manco un male, non compreso che non fu cosa. Desi che abbarrare in domo e de prangere a sa sola. Son calato in carrera, a passo lesto, e l'ompito son finza sa domo bianca. Preguntanne su chi è il giusto, a poche prene. Che questa maladia è il malameta. Cade maladia, sa, e nada non devo.